C'è una ragazza venuta da Ambitti. Fatela entrare. Non vuole salire. Vai da lui? Pasqualina, cosa fate qui? Scusatemi se mi sono permessa, Avvocato. Se poteste, gli ho fatto con mamma che domani è la festa di Sant'Antonio. E se glieli poteste portare, che così almeno gli fanno un po' di compagnia. A me non me lo fanno vedere. Non vi preoccupate. Cari, prego, ditemi la verità. Perché non me lo fanno vedere? Non c'è più speranza, vero? No, è la procedura. A volte succede quando vive un nuovo detenuto. Credo che si possa ancora fare qualche cosa. Abbiate fiducia. Ma ora andate a casa. Vi farò sapere io qualche cosa. Posso venire con voi? Con voi sicuramente mi faranno passare al carcere. No, è impossibile. Credetemi. Andate a casa, salutatemi i vostri amati, eh? Ve la saluto. Avvocato, grazie di tutto. Se non ci credete, leggete voi stesso. È del ministro in persona. Vedete, non dobbiamo turbare l'ultime ore del condannato. Il pittore saprà di morire soltanto all'alba. Direttore, vi rendete conto? Un uomo domani sarà fucilato e voi gli negate un'ultima visita. Ma stiamo parlando di un criminale. Non lo dimenticate. Ma avrà diritto di prepararsi alla morte. Ha il diritto di sapere. Direttore, è stata qui la sorella di Pintore qualche ora fa. Ha portato qualcosa per il fratello e voi non l'avete fatta passare. Non vi capisco. Vi date tanta pena per un assassino? Per un uomo che... Alla mamma della bambina gli sono rimasti un paio di orecchini e una catenina. Se non mi sbaglio, la vostra bambina aveva la stessa età, no? Fatemi vedere il mio assistito. Ve lo chiedo come legale e come uomo. Avvocato, non una parola sull'esecuzione. Vittoria, abbiamo visita. Oh, avvocato. Antonio, stai bene? Amo dei prigionieri. Si accomodi, avvocato. Grazie. Non l'aspettavo. Mi avevate detto dopo Sant'Antonio. Sono contento che siete venuti. Ho qualcosa per te. Ecco qua. Chi ve li ha dati? Pasqualina.
Pasqualina. È venuta da me oggi. Perché non è venuta lei? Ah, è dovuta tornare a Bitti. Tua madre è sola. Sai che devono badare al gregge. Oh, ne ha fatta di strada, eh? Deve essere tutta roba buona. Vi faranno male. Ti salutano Me ne tutte e portati due. lì. Dimmi, Antonio. Me li avete portati altri libri? Ho imparato un po', sapete? Volete sentire? Questo me l'avete dato voi. Giorni lieti s'avvicinavano.